13 settembre, lei gli ha detto a mia mamma, mio qua, lo sta salando la porta stasera, e la portiera, stasera Marino arriva a casa, e porta e appena appoggiato, ma non chiusa, e che sera poi sono arrivato, quando sono arrivato in cucina mi ha chiamato, mio padre e mia mamma, che era sulla camera da sola, mi sono lei che ha sentito, e questo prima loro e dopo tutti quanti, insomma. Marino è importante perché ha dedicato la sua vita, oltre che alla famiglia, chiaramente, e al suo lavoro, l'ha dedicata alle iniziative del paese. Dal 58, dal 1958 ha iniziato la sua attività in seno all'Associazione del Fante, attività che ha portato avanti, diciamo, come membro del Consiglio direttivo fino agli anni 70. Poi dall'80 in poi, quando abbiamo così rifondato la sezione, è diventato un membro effettivo del direttivo e in prima persona ha partecipato a tutte le iniziative che la sezione Fanti portava avanti. In parallelo lui ha preso in mano a un certo punto, verso la fine degli anni '80, anche l'associazione Combattenti e Reduci. Lui è un reduce, ha preso parte alla Seconda Guerra Mondiale e insieme a tanti altri allora di Cavaso aveva fondato l'associazione Combattenti e Reduci. E 13 ho passato in viaggio, insomma, sono visto per Firenze, Firenze mi ha fatto passare per Firenze Bologna, Padova. Padova era un po' di pattuglie tedeschi, hai cercato di sapere qualcosa. A Padova, quando si era per strada, prima di arrivare a Padova, i borghesi sotto solo in via, potevo andare a Padova, perché invitava i Liga. E gli smontai dove il treno, che pareva pecore che andava via. E mi sono restato, gli mi dava documenti. Mi sono smontato in Italia. Ho smontato un momento che opportuno, saltato fuori e mai di corsa, ora la stazione da Padova, ho passato qualche via e mi sono messo in borghese. E vi guardate, sono montato, io ho trovato dopo paesani, vado a cavallo, uno Virago Mario, l'altro Andrietto Antonio, e si metti a Bigodare, Castelfranco, Montebeuna, e da Montebeuna sono arrivati qua in cavallo. Io l'ho conosciuto bene dal 1980 in poi, una persona squisita come tanti della vecchia guardia, della vecchia generazione, e allora nel 1980 potevamo contarli diversi nella nostra associazione. Persone che poi col passare del tempo purtroppo li abbiamo persi perché gli anni sono passati e Marino è l'ultimo di questa generazione di persone che hanno dedicato la vita al lavoro, alla famiglia e anche a qualcos'altro, alle istituzioni e il resto. Con lui abbiamo lavorato parecchio. Verso la fine degli anni '80 mi ha chiamato lui all'Associazione Combattenti e Reduci, io che ero un pivello, così ero entrato da poco nell'Associazione del Fante, perché avevano bisogno di un segretario, avevano bisogno di qualcuno che gli desse una mano in quella che è la segreteria dell'associazione. Ho passato gli anni 50 e 60, ho
tanto lavorato in montagna con le piante, così, perché aveva una zia, sorella di mio papà, e bisogna pagarla dalla sua parte, che mio nonno, sì, sa, a mio papà la parte più grande, ma che cosa mi dare che aveva? Volevo andare in Australia nel 56-57, ma dopo non sono più andato, sono fermato in Italia, però io mi fermo in Italia, ma Ciappe vai a lavorare a cabini sull'industria, dove che a quel tempo andai e cominciai a tornare a essere in pieno lavoro. E così sono andato, quando è stato il 61, mi andai a tornare. Ho avuto le conseguenze, mio maggiore, ma mi sono anche ripreso un po' alla volta. E poi ho continuato, sempre con il mio lavoro, insomma. Dopo questa, fino a che sono andato in pensione. Il mio lavoro non comportava tante, era sempre qualcosa da imparare. E cercare di darmi da fare, perché bisogna stare da fare. Ma i primi anni, i primi 5 anni, fa 12 ore al giorno, festa di opera. Mi pagai normale, no? Ha cambiato tutto, perché una volta andavo a lavorare un per settimana, per famiglia, e dopo sulla famiglia si 4 andavano a lavorare in 3 e uno sta a casa. Ma in parte sono tutti verso l'industria. Adesso io cerco di mantenere viva la memoria e fare quello che non può più fare Marino, nel senso che Marino, vabbè, gli anni e la salute lo tengono a casa, lo costringono a casa e io in qualche maniera porto avanti le iniziative della Combattenti Reduci. Così speriamo che poi qualcun altro si prenda questo onere quando magari non potrò più farlo io, perché è giusto che il ricordo di quello che abbiamo passato rimanga anche per chi verrà dopo di noi. Mantenere vivo il ricordo per garantirci un futuro migliore.